io che mio marito, abbiamo pensato di trovare una soluzione che potesse diversificarsi rispetto alle costruzioni in cemento, cioè l'idea di essere avvolti all'interno di un'area che è un'area naturale, quindi con un legno che dialoga con l'ambiente, è stato il nostro desiderio e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Noi avevamo il progetto di cambiare anche stile di vita, cioè l'idea dell'appartamento ormai lo sentivamo un po' troppo stretto, questo desiderio di autonomia, questo desiderio anche di unire, no, la nostra vita con quella dei genitori, e quindi guardandoci un po' intorno poi è nata l'idea, ma anche e soprattutto l'occasione, di impostare questa casa che era solo da progetto e realizzarla non tanto attraverso una costruzione, chiamiamola tradizionale, ma con questa soluzione che so che non è innovativa, ma per il territorio mi sembra che lo sia, perché nel momento in cui noi abbiamo affrontato un po' ci siamo avvicinati a quest'idea di casa in legno, ci siamo trovati un po' la terra bruciata, sembrava che solo il Trentino Alto Adige potesse fornire queste soluzioni. In realtà invece poi abbiamo scoperto che è una realtà abbastanza piccola, ma esiste, e quindi ci siamo proprio avvicinati e abbiamo affrontato questo percorso del quale siamo altamente soddisfatti, insomma. Attraverso delle amicizie di Verona abbiamo scoperto che anche a Verona esistono delle ditte, poche, ma che comunque insomma si occupano di questo tipo di abitazioni. E quindi siamo approdati a Creopuro, c'è stato comunque subito un rapporto anche di intesa e di fiducia, che nasce un'affinità praticamente. Questa affinità l'abbiamo trovata, abbiamo concordato un po' insieme delle modalità e da una casa che aveva comunque delle caratteristiche progettuali ben definite, poi ci siamo mossi liberamente mantenendo la struttura esterna, ma lavorando invece all'interno con questa soluzione in legno. Casa in legno non è una capanna, casa in legno è una casa, anzi è una casa che offre delle soluzioni secondo me ancora più versatili rispetto a quella che è la costruzione tradizionale in muratura, e che noi anche in fase di costruzione abbiamo modificato proprio anche con delle esigenze molto personali, perché noi l'abbiamo un po' adattata al mobilio che già avevamo, quindi abbiamo studiato e modificato questa casa nella sua planimetria tenendo conto dei mobili che già avevamo, quindi più modificabile di così direi che... Io credo che l'esperienza proprio di costruire una casa in legno, quindi diversificare rispetto a quello che normalmente noi vediamo, insomma, sia un'esperienza direi emozionante. La casa è il luogo dove noi dobbiamo sentirci accolti, dove in qualche modo dobbiamo sentirci sempre protetti. E direi che questa soluzione per me è quella che ha rispettato esattamente questi parametri, cioè io devo star bene nella mia casa, devo avere tutti i comfort, devo avere quella sensazione di benessere, di accoglienza, di calore, ed è questo che fondamentalmente il legno, essendo una materia viva, mi trasmette. Chi è ancora dubbioso sulla scelta di questa tipologia di case, io consiglierei solo di informarsi. Se chi ha la possibilità di scegliere, ovviamente non tutti possono scegliere di farsi una casa in legno, c'è chi deve entrare in una casa che ovviamente è quella che trova, ma se qualcuno avesse la possibilità, consiglierei vivamente, perché è una scelta che cambia notevolmente, che ti cambia la vita, direi. Quindi al di là del luogo, che incide secondo me molto a livello proprio di benessere, no? Chiamiamolo così, ma la sensazione di trovarsi all'interno di una casa che
vive con te, respira con te e soprattutto interagisce con la natura, è una sensazione molto molto bella che io consiglierei a tutti, perché è un modo diverso di vivere la casa.